Una nuova pista ciclabile per favorire la mobilità dolce, ridurre traffico e inquinamento e soprattutto attrarre il turismo. A San Pietro Mussolino è stato salutato con tutti gli onori il nuovo asse viario dedicato alle due ruote che attraversa l'intero territorio comunale. Una inaugurazione ufficiale, una affollata cerimonia alla quale, oltre ai cittadini e alle autorità, sono intervenuti i sindaci delle comunità circostanti, segno che quest'opera vuole essere un riferimento per attrarre visitatori fino all'Alta Val Chiampo. Rappresenta infatti il più importante investimento infrastrutturale degli ultimi decenni che la Regione Veneta ha promosso nel piccolo comune. Ha approvato il finanziamento dell'opera ripartito in due stralci, uno di 550.000 euro, l'altro di 800.000. La soddisfazione legittima del sindaco Gabriele Tasso. È un orgoglio per la mia amministrazione consegnare quest'opera alla cittadinanza non solo di San Pietro Mussolino ma a tutta la collettività della Valle del Chiampo, della provincia di Vicenza e non solo. Un'opera per la quale dobbiamo ringraziare sia la Regione del Veneto per i finanziamenti che ci hanno conferito, i colleghi sindaci dei comuni a fianco e l'aiuto di tutti i cittadini. Un'opera importantissima che attraversa tutto il territorio comunale e permette a chiunque di andare a passeggiare o a utilizzare le bici in massima sicurezza, circondati dal verde dei nostri alberi, delle nostre montagne e dal nostro torrente.